Riprendiamo la linea da Coriano, la provincia è quella di Rimini, siamo ospiti della Fungar, azienda che produce dal 1978 funghi coltivati. Abbiamo visto le stanze con gli champignon, circa 15.000 metri quadrati, ovviamente non di superficie complessiva ma di letti destinati alla crescita dei funghi. Ci siamo spostati in quelle che sono le serre dei Pleurotus e sono circa 10.000 metri quadrati di serre. Federico sempre qui con me a farmi da guida. Allora, qua già il clima, la temperatura è diverso. Poi siamo in serra e non siamo in stanze, quindi oggi è una giornata dal punto di vista meteorologico da dimenticare, quindi di luce ce n'è poca. Però qui in estate o comunque in primavera di luce ce ne sarà tanta. Mi viene da pensare che Pleurotus e champignon hanno esigenze già da quel punto di vista diverse. Sì, esatto, il Pleurotus ha bisogno di un po' di luce, non tanta, ma un po' di luce sì. Mentre lo champignon, una volta finito la fase di raccolta o semplicemente una visita di qualche minuto all'interno della stanza, spegniamo la luce perché è un fungo che non fa fotosintesi, di conseguenza non ha bisogno della luce. E il Pleurotus ha bisogno di luce per svilupparsi e soprattutto ha bisogno di spazio, quindi lui crescerà all'interno da questi fori che noi abbiamo fatto nel momento della semina di queste ballette di funghi Pleurotus. Ecco, ballette che sono la paglia, la vediamo, e a me sembra a occhio che ce ne sia molta paglia rispetto agli champignon. Sì, qui praticamente il substrato è solo paglia e una piccola percentuale di fieno, paglia e fieno che vengono macinati, bagnati, fermentati, pastorizzati circa 65 gradi, dopodiché viene questo substrato raffreddato e gli viene inserito il seme del fungo Pleurotus ostreatus all'interno di queste ballette. E dal momento della semina gli vengono fatti questi fori che poi serviranno come via di uscita al nostro fungo per fare le sue famose famigliole di funghi. Certo, che poi dopo andiamo a vedere nell'altra serra qua vicino, perché anche qui ogni serra ha una fase di coltivazione diversa. I tempi sono veloci come gli champignon o hanno dei tempi un pochino più lunghi? Decisamente più lunghi, sì. Se nello champignon in 30-35 giorni riusciamo a completare il nostro ciclo di coltivazione, cioè dal carico allo scarico della stanza, qui parliamo di circa 3 mesi. Vabbè, quindi i tempi sono molto diversi. Sì, molto diversi. Abbiamo un periodo di 20-25 giorni di incubazione, quindi di questa fase calda dove siamo adesso, mentre invece nello champignon ci eravamo accontentati di 7 giorni. E i tempi della natura per quel che riguarda il Pleurotus sono più lunghi. Dal momento della messa a dimora delle ballette al momento in cui raccogliamo i primi funghi possono passare anche 40 giorni, 35-40 giorni. Quindi i tempi sono completamente diversi. Questi non vanno bagnati? No, 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 l'acqua che gli serve è già stata inserita all'interno della paglia nella fase di macinazione della paglia, quindi non serve acqua, solamente gli forniamo una piccola nebbia, quindi dell'acqua nebulizzata, quando sarà il momento della fruttificazione del fungo e soprattutto per mantenere la superficie del fungo la più liscia e bagnata possibile, perché appunto essendo funghi vogliono l'umidità. Ed eccole qua le nostre famigliole di Pleurotus. E allora, tra l'altro, il loro nome, che è il Pleurotus ostreatus, è conosciuto anche come fungo ostrica, orecchione, gelone, insomma i nomi volgari, diciamo così, sono tanti, ogni zona ha il suo. E sono bellissimi. Poi è davvero incredibile, questi giganteschi, quelli piccolini che stanno nascendo. È un mondo affascinante quello dei funghi, eh? Sicuramente è un mondo nascosto, perché mentre una qualsiasi altra forma di coltivazione la puoi vedere diciamo ad occhi aperti come un vigneto, un uliveto, un campo di grano, sicuramente i funghi all'interno di una serra di coltivazione, soprattutto i funghi Pleurotus, difficilmente si vedono dalle strade comuni che facciamo con la macchina.
Uno dei nomi volgari che hai detto prima è sicuramente il nome più azzeccato. Secondo me il fungo viene chiamato volgarmente gelone. Gelone perché significa che vuole il gelo, o meglio il freddo. Qui siamo a una temperatura in questo momento di 7-8 gradi ed è un po' il suo range di temperatura preferito. Più andiamo verso la stagione, diciamo, invernale, quindi con temperature più basse, più avremo un fungo scuro, tendente al nero, quasi grigio scuro tendente al nero. Mentre invece nelle stagioni di mezzo, quindi primaverile e autunnale, abbiamo dei funghi un po' più chiari, essendo appunto che magari vengono coltivati a temperature più alte, 15, 18, 20 gradi. Ecco, in estate si ferma la produzione del fungo perché a quel punto le temperature andrebbero troppo in alto. Sì, 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 ci fermiamo, il fungo appunto gelone non vuole le temperature che ci sono qua d'estate, quindi 35 gradi, mal li sopporta. Di conseguenza dai 3 mesi estivi ci fermiamo, svuotiamo tutte le nostre serre e ci prepariamo alla stagione successiva che ricomincerà circa i primi di settembre. Ecco, ovviamente per questo tipo di fungo anche il mercato lo richiede più nei periodi freddi, mentre invece lo champignon magari anche in estate si mangia volentieri mangiandolo a crudo in insalata. Sì, esatto, mentre lo champignon ha un consumo molto più regolare e si mangia anche d'estate crudo piuttosto che pizze, cioè, insomma, lo si riesce a mangiare sempre durante l'anno. Questo fungo anche in via commerciale ci viene chiesto soprattutto da settembre fino a aprile, maggio. E soprattutto è un fungo che vuole il freddo, quindi coltivarlo con 30-35 gradi, oltre che dispendioso a livello energetico, proprio non viene bene, non è nelle sue caratteristiche. Ecco, tu hai parlato di dispendio, dispendioso dal punto di vista energetico. Per voi il problema del rifornimento delle energie quanto ha inciso? Adesso qua siamo in serra, però devono essere riscaldate, poi abbiamo le stanze. Per voi è stato è un impatto pesante? Sì, la bolletta energetica per noi è quella che ha visto il rialzo più grande in questi ultimi 12 mesi. È il costo per noi principale perché appunto nelle nostre serre e nelle nostre stanze di coltivazione dello champignon è tutto elettrico. Voi siete anche attrezzati, comunque avete anche dei pannelli solari, insomma, in qualche modo qualcosa riuscite a recuperare, ad autoprodurre? Per fortuna siamo stati lungimiranti, sì, abbiamo sopra il nostro tetto della fungaia 250 kW di fotovoltaico che per fortuna ci assicurano durante, diciamo, le giornate soleggiate, ci assicurano proprio la completa autosufficienza dell'energia, sì. Ecco, una volta terminata la produzione dei funghi, quindi una volta esaurite le ballette, i letti per gli champignon, il terriccio, il substrato, che fine fa? Il substrato sia di Pleurotus che di champignon viene portato tutto in campagna che serve come ammendante, come fertilizzante per i terreni. Quindi un po' si chiude il ciclo della nostra coltivazione. Viene coltivato il grano nelle nostre zone che ci dà la paglia che verrà trasformata in substrato per funghi. Dopodiché, finito, esaurita la produzione dei funghi, viene poi riportato in campagna che servirà ancora per produrre dell'altro grano da cui noi ricaveremo ancora la paglia e così il ciclo va avanti. Il ciclo va avanti e il ciclo si chiude, insomma, quindi anche una produzione sostenibile. Un'ultima cosa per chiudere, le proprietà nutrizionali. Ho cominciato dicendo l'Università di Cambridge li ha inseriti come cibo del futuro e hanno anche i funghi delle importantissime proprietà. Intanto per chi ha dieta, perché 100 grammi di funghi hanno circa 20 calorie
calorie, quindi se ne possono mangiare senza timori. Sono ricchi, molto ricchi di proteine, quindi possono essere per le diete vegane e vegetariane, oppure per chi non volesse mangiare sempre carne, ogni tanto variare. I funghi sono un'ottima fonte, contengono tanta vitamina B, vitamine del gruppo B, vitamina C, poi fosforo e potassio, quindi direi che sono una bella iniezione di salute, insomma, oltre che di gusto. Io intanto ti auguro buon lavoro, tanta altra passione per questi funghi, e qui si chiude la nostra puntata, si chiude il nostro viaggio alla scoperta dei funghi. In sovraimpressione, come sempre, vedete tutti i nostri riferimenti, lo sportello di redazione, i canali web e social. Grazie per averci seguito, ci ritroviamo la settimana prossima. In collaborazione con